Tutto sembra dire che la morte di Liliana Resinovic avvenga il 14 dicembre, ma finché non ci sarà l'ufficialità dovremmo ancora ponderare qualsiasi altra ipotesi. Ad esempio, va valutata quella di un rapimento e del fatto che la donna fosse ancora viva il 22 dicembre, come affermerà una testimone che dirà di vederla proprio in questo preciso punto dove mi trovo adesso. Adesso vi indico sulla mappa il punto in cui Liliana viene avvistata da questa testimone e come destinazione imposto via Stuparic, sempre localizzazione indicata dalla testimone. Attenzione a quello che accadrà dopo, perché io, mentre ascolterete la testimonianza, camminerò. Guardate dove ad un certo punto mi andrò a trovare. Attenzione a questo dettaglio molto interessante. Allora, io tendo a precisare che la persona che ho visto non conoscevo e che in questura ho detto di aver visto una persona molto simile alla signora Liliana. Quindi non posso dire era lei perché non la conoscevo personalmente, però i dati che io ho nell'incontro con questa persona mi portano a pensare che sia la signora Liliana. Potrei anche sbagliarmi, non lo escludo, ma ci sono tante cose che mi hanno portato a sentire forte la somiglianza per tanti aspetti. A quel punto, per poter aiutare la signora che sentivo in difficoltà, come ho realizzato che per me era la signora, sono andata subito in questura in modo che agissero per poterla aiutare. Questo è il perché del mio certo. andare in questura. Esatto. Io ho solo vista un'iniziale foto pubblicata da una sua amica dove io non riconosco assolutamente la persona vista il 22. La persona che ho visto il 22 mi è rimasta impresso perché aveva un atteggiamento particolare per cui chiunque si sarebbe ricordato di un incontro simile, anche perché sinceramente non mi ricordo neanche che cosa ho mangiato ieri sera, quindi c'è stato proprio un evento particolare che mi ha focalizzato l'attenzione su questa persona. E a distanza di qualche giorno, visto che non guardo la TV spesso per il lavoro, arrivo stanca a casa, il 27, senza andare tanto lunghe per spiegare, ho realizzato che la signora vista da me era molto simile alla signora Lilia. Noi incontriamo diverse persone andando avanti e indietro per i marciapiedi, assolutamente non ce le ricordiamo queste persone, sarebbe impossibile e siamo presi dalle nostre attività e i nostri pensieri. Le persone che ci incontrano o che ci seguono sono persone che hanno le loro dinamiche mentali, di serenità, di gioia, di arrabbiatura, ma chi lo sa? Nessuno. Certo. In questo caso io sono stata raggiunta da una persona che già a 2 metri alle mie spalle da me, che andava nella mia stessa direzione di marcia, ma a 2 metri, anche 2 metri e mezzo da me, ha fatto un verso talmente particolare che chiunque si ricorderebbe di aver avuto un incontro simile, ed era un verso di una persona molto nervosa, agitata. A quel punto puoi provare, scusami se era un verso misto a rabbia e sconforto, ma forte, era quasi animalesco, veniva proprio di pancia, no? Era un verso, cioè una roba di questo genere, un verso veramente che chiunque si sposta perché dice chissà chi ho alle spalle. E a quel punto l'ha fatto a 2 metri di distanza circa da me e l'ho sentito fortissimo. E allora a quel punto puoi pensare a una persona disagiata, con delle problematiche mentali, una persona certo, uno si spaventa anche obiettivamente, immagino. E quindi cosa ha fatto? Sì, quindi distinto gli ho dato strada, nonostante sta persona poteva passare tranquillamente anche oltre me perché era un marciapiede molto largo. Certo, e quando è passata cosa hai visto? Lì ho avuto tutto
io ho avuto tutta l'occasione, dal momento che ho sentito il verso e l'ho guardata, di vedermela venire incontro per 2 metri, 2 metri e mezzo. Il tempo subito di girarmi è istintivo, ti giri subito quando Certo. senti una cosa di questo genere. Certo. E quindi l'ho vista e la signora era a testa alta e con gli occhi fissi, come se la sua mente fosse presa da dei pensieri molto profondi e determinata ad andare in una certa direzione. Non aveva la mascherina e questo mi ha colpito, perché tutt'al più la si tiene sotto collo. Se Invece era completamente senza mascherina, quindi l'hai potuta vedere in faccia? Senza mascherina. Oh sì, e aveva anche la mascella molto contratta dalla tensione, lo sguardo fisso avanti, sembrava quasi ipnotico, come una persona ipnotizzata che andava avanti come un treno, ed è passata velocissima. Ma sei riuscita a vedere i capelli? Perché lei ha questa frezza bianca, no? Se non sbaglio ha una frezza bianca. Tu l'hai vista? Sì, ho visto questo e ho visto anche parte del resto del colore dei capelli, e il fatto che non ho visto tutto il resto dei capelli anche una volta che mi ha superato, è probabile che avesse allora un cappello, una fascia, qualcosa in testa, per cui aveva solo una parte dei capelli fuori, ma aveva proprio il ciuffo bello, evidente, e una parte del colore degli altri capelli che fuoriuscivano. Scusa, mi parli di questa borsa? Se poteva essere un cappello. Questa borsa, no? Perché è stata ritrovata questa borsa. Quando mi ha superato, sì? Esatto, sì? Quando mi ha superato, sì? E passandomi davanti mi dava la sua sinistra, sì? E quindi come mi ha superato ho visto la borsa che aveva, no? E con la sua figura aveva la borsa messa da questa parte e mi ha superato così. Quindi io ho visto questa borsa che poi nel continuare a camminare teneva sempre il braccio un po' stretto a sé, e quindi la borsa gli stava aderente al corpo. Che tipo di borsa era? Era una borsa che era un po' grande, cioè quindi non una borsetta, quelle da manico da tenere da passeggio a bauletto, ma era una borsa che stava a tracolla ed era di un colore molto scuro, infatti l'ho detto anche in questura, che poteva essere sul nero, ma buttava più sul marrone che sul nero, ma tanto scura. Ed era vuota o piena, te lo ricordi? Allora, noi donne abbiamo delle borse che esplodono sempre. In questo caso la borsa era più sul vuoto, non era riempita in modo esagerato. Aveva una forma di una borsa che può avere dentro qualche cosa, ma non tantissime, ecco. Ovviamente questo quando sì, tu non aveva, cosa dentro aveva, però diciamo non era riempita come noi normalmente riempiamo quando andiamo a lavorare, che ci mettiamo 1000 cose dentro, ecco. Non so se conoscete Trieste, però andava nella direzione, si dice, di via Stuparic, cioè praticamente essendo la zona dell'ospedale maggiore, dove c'è il muro di perimetro dell'entrata dell'ospedale maggiore, comunque è sparita nella strada, grande, diciamo. Quella. Praticamente la signora, mentre camminava velocissima, aveva un'andatura molto veloce e aveva una leggera cedevolezza sul lato sinistro, nel senso che o di bacino o di gamba aveva una leggera cedevolezza rispetto alla gamba destra, mentre camminava molto ma molto veloce, veramente è sparita in un lampo dopo, perché si è incrociata con altre persone e ha fatto dribbling tra queste persone e non sono più riuscita. E sappiamo che la signora faceva maratone. Ricapitolando, la signora vede Liliana in piazza dell'ospitale andare in direzione di via Stuparic. Da via Stuparic, in un battibaleno, come avete appena visto, si giunge in via Cesare Battisti, dove si sbuca proprio in prossimità della Wind in cui Liliana doveva andare proprio quel 14 dicembre. Allora la signora, suggestionata, ritiene di vedere Liliana proprio in quella zona perché sa che Cesare Battisti è lì vicino, o davvero Liliana in quei giorni va ad abitare in un posto vicino a Cesare Battisti? Ecco perché indica quella destinazione, ed essendo il posto vicino viene vista in piazza dell'ospitale. Questa è una domanda molto interessante a cui sarebbe anche altrettanto interessante trovare una risposta.
Qui riportiamo la mappa e vedete la distanza tra via Stuparic e il centro Wind, pochissimi metri. Si tratta di soli 300 metri. In questa vicenda tantissime persone sembrano conoscersi, sembrano avere connessioni, i luoghi sembrano essere ravvicinati. Trieste viene dipinta come un formicaio visto da un elefante. E mentre adesso dal centro Wind torno in prossimità di via Stuparic dove avevo lasciato la macchina, vi anticipo già che questo negozio Wind tornerà in uno dei prossimi video per una ragione incredibile, per l'ennesima coincidenza. Quindi abbiamo molti indizi seminati. Liliana dice di andare alla Wind e viene avvistata dove? Proprio davanti all'ospedale maggiore che dalla Wind dista solo 300 metri. E se un giorno si arrivasse a stabilire che davvero si è trattato di un suicidio, potremmo ritenere che quando riferisce al marito che andrà al cimitero, quella mattina, intende dire proprio che andrà al cimitero, definitivamente.